Buongiorno e bentrovati per l'edicola di oggi, 5 maggio, venerdì, per quanto riguarda le pagine trevigiane. Partiamo subito con la Tribuna di Treviso. Il killer e il piano per uccidere. A Massimo Pestrin contestata la premeditazione dell'omicidio del fratello e della cognata. Lui dice: complottavano contro di me. Sì, un po' in tutta la prima pagina della Tribuna di Treviso si parla molto di questa notizia. Vedete anche le notizie di spalla, mentre di spalla c'è Mogliano, il petroliere va a processo per gli abusi sulle colfe, il Tribunale Pedemontana solo con più personale. Alla Ghirada 250 alunni fanno festa con lo sport. La Ghirada è quel centro sportivo dove si gioca molto a rugby. La festa del Napoli con il pari a Udine arriva allo scudetto, dedicato un po' di sport, e il Giro d'Italia, un inserto speciale sulla corsa rosa, questo sulla Tribuna di Treviso. Mentre andando sul Gazzettino c'è la diatriba tra Francia e Italia, durissimo attacco del ministro degli interni di Macron all'Italia sui migranti incapaci, dice Tajani annulla la visita a Parigi. L'irritazione di Palazzo Chigi, ora devono chiedere scusa. Sì, buonanotte. I francesi che chiedono scusa agli italiani sembra una barzelletta, ma non lo faranno mai. Padova, cigni all'attacco di chi insidia il loro nido. Questa la riporta il Gazzettino, ma la riportano molti giornali questa fotografia del cigno che attacca il canoista. E Rebellin, il camionista pirata, dice: non scappai, e ora può farla franca. Quel terribile incidente con il camion dove è stato investito Rebellin e poi è morto. La mozzarella di Venezia fatta in Austria dai cinesi. Questo ne parleremo magari andando a cercare e sfrucugliare all'interno della notizia. Sul Corriere del Veneto, Veneto il capo antisiccità Nicola Dall'Acqua, scelto dalla Meloni, che poi dall'acqua, antisiccità all'acqua è fantastico, veramente un nome azzeccatissimo, come commissario per l'emergenza nazionale. Penso che non l'avrò detta solo io sta cosa, ma è interessante. La lite e gli spari, c'era un complotto alle mie spalle, dice l'autore del duplice omicidio. E saltando un po' a pie pari la politica, andrei subito sulla fotonotizia. È bellissimo, questo Davide Sorgato gestisce la rivendita di Rubano, a 21 anni rileva l'edicola, i social dice meglio i giornali, ma anch'io sono d'accordo che è bello sfogliare un bel giornale di carta. Poi il mio papà che ha sempre avuto l'edicola, io conosco la difficoltà di questo lavoro e non posso che fare i complimenti a questo ragazzo. RSA degli orrori, indagini su altri morti, si parla ancora di questa cosa. E incidenti sul lavoro, un morto ogni 3 giorni, e l'effetto super bonus. Attenzione, perché questa è una notizia da tenere d'occhio anche per il futuro. Un'occhiatina la diamo anche alla pagina trevigiana del nostro Notizie Plus. I bus via ai test in centro a Treviso. Questo sarà interessante, il bus elettrico, se ne parla da tempo. Domenica la Treviso in rosa, tutte le modifiche alla viabilità. Bello questo articolo da tenere d'occhio, perché serve anche per muoversi. E a Oderzo c'è questo qua che è beccato dai carabinieri, fa anche ridere. Per fortuna non è successo niente, ma voleva farsi pagare una vincita che non aveva fatto dalla ricevitoria, andando lì con il martello in mano. E a San Fior Conegliano, questo ragazzotto straniero che si è fatto San Fiore Conegliano in bicicletta perché aveva trovato un portafogli per terra e voleva restituirlo al legittimo proprietario, cosa che ha fatto, e i carabinieri hanno diffuso questa notizia. Grazie ai carabinieri, perché è una notizia veramente bella. Per quanto riguarda la pagina di Treviso è tutto, a domani.